Veneto zona gialla, eravamo tutti in apprensione ieri sera. Ebbene, qual è l'umore della gente questa mattina? Allora, per lei il colore giallo, quando l'ha saputo, cosa ha pensato? Sono stato contento, almeno possiamo uscire, Insomma, ha tirato un sospiro di sollievo. molto. Poi quando ho visto la zona gialla sono stata felicissima perché almeno si può un po' uscire anche se stando attenti ho anche 2 mascherine su. Te l'ho presa bene, siamo in guerra. Che se sto casino non si va fuori. Sono rimasta soddisfatta, insomma, dai. Sì. E adesso? E adesso aspettiamo che ci sia il prossimo DPM. Ma lei se l'aspettava che eravamo un po' liberi tutti, anche se, fra virgolette, con grande attenzione? Pensavo un po' peggio. Sì, sì. Sinceramente pensavo che fossimo state arancione. Comunque io rimango a casa. Sono uscita oggi perché mi servivano delle cose, ma normalmente... Cioè, lei si è già messa in lockdown? Sì. Speravo ovviamente nel giallo perché è quello insomma, dove ci sono un po' più libertà. Se era arancione era decisamente peggio. Qualcuno ha combattuto per avere la zona gialla, è stato bene così per noi. No, sono d'accordo anch'io e fortunatamente abbiamo avuto il giallo, sì. C'era un po' la paura che fossimo declassati in un'altra classe invece che il giallo? Sì, la paura c'era, ma io sinceramente l'ho vissuta senza tanti drammi, insomma. Finché un lavoro sono a posto. Immaginavo che sarebbe stata gialla, sì, non avevo... Speriamo che sia noi forza di stare attenti, che riusciamo un po' alla volta a evitare qualcosa.